Il nome Catania è venuto molto dopo. Prima questa terra portava un altro nome. Si chiamava Medinat al-Fil. In arabo, la città dell'elefante. Prima questa terra portava un altro nome. Si chiamava Medinat al-Fil. In arabo, la città dell'elefante. Ma perché un nome del genere? Quale segreto nasconde la terra etnea? Facciamo un passo indietro nel tempo, quando la dominazione araba in Sicilia non si limitava a governare il territorio, ma ne scolpiva l'identità, la lingua e i simboli. Secondo le cronache dei geografi dell'epoca, quella che oggi conosciamo come Catania veniva indicata con questo nome straordinario. Un omaggio diretto a una monumentale e misteriosa statua in pietra lavica, che già allora dominava le rovine della città. Un'opera dal fascino arcaico, sopravvissuta a terremoti, eruzioni e al passaggio implacabile della storia. Secondo le cronache dei geografi dell'epoca, quella che oggi conosciamo come Catania veniva indicata con un nome straordinario, un omaggio diretto a una monumentale e misteriosa statua in pietra lavica che già allora dominava le rovine della città, un talismano nero scolpito nella stessa materia del vulcano che la sovrasta. Un'opera dal fascino antico, sopravvissuta a terremoti, eruzioni e al passo della storia. Ma non è solo pietra lavica, è un assemblaggio di epoche, il corpo nero di basalto, forse di epoca romana o addirittura pre-romana, porta sulle spalle un obelisco egizio, decorato con geroglifici che parlano di Iside, un frammento d'Egitto nel cuore della Sicilia, il tutto poggiato su una base barocca aggiunta secoli dopo. Ma da dove arriva il nome con cui oggi tutti lo chiamano? Ecco il secondo colpo di scena, quel famoso Liotru. Non è una parola araba, no, è un sussurro che attraversa i secoli, una deformazione dialettale che ci porta dritti nel cuore di una leggenda oscura e potente. È la corruzione dialettale di un personaggio realmente vissuto nel Medioevo, il mago e nobile Eliodoro, un uomo colto, ambizioso, che aspirava alla carica di vescovo di Catania ma fu respinto. Per vendetta si dice che abbia rinnegato la fede cristiana, dedicandosi alla magia e alla negromanzia. E la leggendaria figura che, secondo la credenza popolare, aveva creato magicamente quel pachiderma di pietra per volare fino a Costantinopoli. La leggenda narra che Eliodoro, con le sue arti oscure, animò la statua, usandola come destriero per i suoi viaggi notturni, beffando le autorità e terrorizzando la popolazione. Una lotta di potere e di magia tra il vescovo Leone, poi divenuto San Leone il taumaturgo, e il negromante, finita sul rogo, ma rimasta impressa per sempre nella memoria dei catanesi. Si narra che il vescovo sfidò Eliodoro a camminare insieme attraverso il fuoco per dimostrare chi avesse il vero potere. Eliodoro fu consumato dalle fiamme, mentre Leone ne uscì illeso. Ecco come la storia ufficiale si mescola al mito popolare, trasformando un reperto archeologico in un totem identitario unico al mondo.
un simbolo che ha resistito a tutto. Ha visto la città crollare sotto il devastante terremoto del 1693, per poi essere recuperato dalle macerie dall'architetto Vaccarini, che lo ricollocò al centro della nuova piazza barocca, facendone il perno della rinascita. Una statua che non è solo pietra, ma è il battito cardiaco di un'intera metropoli. È la resilienza fatta materia, la capacità di assorbire le ferite della storia e di rinascere più forte di prima. Perché a Catania l'elefante non è un monumento qualsiasi, è un custode silenzioso, un punto di riferimento che trascende il tempo e lo spazio. Ancora oggi, se vuoi dare un appuntamento a una persona speciale, non hai bisogno di indirizzi o di mappe digitali. È il fulcro della vita sociale, il testimone dei giuramenti d'amore e delle chiacchiere tra amici. È il punto di passaggio obbligato durante la festa di Sant'Agata, quando la santa patrona saluta il suo protettore pagano. Basta dire una sola frase: Niviremo sutta Uliotru. Ci vediamo sotto il liotro, e qualunque catanese, dal più giovane al più anziano, sa perfettamente che quel punto d'incontro è l'anima pulsante al centro della città. È una promessa, un codice non scritto che unisce un'intera comunità sotto lo sguardo vigile del suo antico guardiano di pietra. Se questo viaggio alle radici più profonde della nostra storia siciliana ti è piaciuto, lascia un bel mi piace. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi documentari sui segreti della nostra isola. Ogni racconto è un pezzo del nostro mosaico. Il tuo supporto è fondamentale per continuare a dare voce a quello che gli altri non raccontano. Ci aiuta a scavare negli archivi, a decifrare i miti e a portare alla luce la complessa e meravigliosa anima della Sicilia. Grazie per aver viaggiato con me e al prossimo mistero.